papà è laureato sempre in questa galleria. Alla vigilia della Madonna di Agosto arriva un camion di sacco di cemento e il capo la chiamava perché era solo lui là a Rente, a scaricare questi sacchi, sudà che era, e a pagare la birra fresca perché le ha 6. E arriva a casa con la febbre. La fa 3 giorni a casa, 3 giorni all'ospedale e buonanotte è morta. 35 anni, manca un mese a compiere 35 anni. Mia mamma è andata a Milano a fare la baglia, però mandata dal suo suocero, che era mio nonno, Scheino Venera naturalmente. Lei aveva il latte, aveva appena comprato sto piccolo che aveva 4 mesi, e nel 1936 questo mio fratello si chiamava Ettore, adesso non c'è più, è morto 3 anni fa. Naturalmente, andando a Milano, la mia mamma ha sofferto molto queste cose, perché lasciare qua un bambino piccolo e andare a dare a mangiare a un'altra bambina che non è per i soldi. Naturalmente mio fratello, la nonna, lo portava a un'altra signora che gli dava il latte. Quando è venuta a casa mia mamma che non aveva più latte, che la bambina è cresciuta, camminava e parlava, insomma, sta piccola. Venuta a casa, mio fratello mi chiamava mamma, chiamava signora. E mia mamma queste cose ha sofferto tanto, perché lui chiamava mamma alla nonna, perché lui è cresciuto con la nonna. Era una zia di mio papà che l'aveva detto: Lisa, parezzati un sacchetto, 100 fiori e va per carità e farina. Mia mamma le usava andare per carità, è andata a servire. Sì, mi aveva 12 anni, mio fratello 4 anni. Mi non è che per tanti ricordi, perché appunto sono nato dopo un bel po' che era la Tabaglia, però non me ne raccontai a niente, insomma, ecco. Forse perché la si sentiva in colpa di abbandonare i fiori qua e andare via, e allora non l'ho mai raccontato agli altri fratelli, né a me né agli altri fratelli, insomma. E un bel giorno mia mamma era triste a sentire sempre questo bambino che chiamava signora, se l'ha portato fuori un grande prato qui vicino, un bel bosco, e l'ha tenuto là tutto il giorno e continuava a dire: io sono la tua mamma, e lui diceva sempre: tu sei la signora, non sei mia mamma a casa, portami a mia mamma che ho fame. E lei dice: no, finché non mi hai chiamato mamma, tu da qui non ti muovi. E dai, tutto il giorno lì, è venuto la sera, finalmente ha chiamato mamma. No, era così, insomma, andava via per bisogno, più così, insomma, non è che come la moglie è andata via per necessità delle bambine. No, andava via per bisogno, perché erano famiglie numerose e non era loro che ne adesso, insomma. E ora non lo raccontai, ma non solo mia mamma, no? Anche le altre mi sentii che andate via, parenti, ma neanche quelli non raccontai mai niente, no? Sì, non faceva la storia della Baglia, e anche quando era già anziani, insomma. Così, no? Mi penso che sia proprio perché si sentiva in colpa, però non so. È andata a servire, a fare la baglia asciutta.
aveva 2 bambine, dopo che ne ha la terza, li stava là sempre a guardare queste cieche. Finché dopo sa che sono andata anche del 37, l'anno dopo mia mamma telefona che la zia l'ha scritto che Zillo l'aveva il morbillo. Mi sono messa a piangere sul telefono e ho detto, mamma va a casa a guardare tuo figlio. E così ho toccato a venire a casa. Aveva la cucina che poteva fare da me, però non aveva la camera. E allora aveva una sorella e il suo marito, che aveva tanta terra e bestie, e allora è andata a vivere con miei fratelli e a lavorare là per la polenta e formai solo anni brutti. Andando avanti con gli anni, mio fratello si confidava tanto con me, perché io e lui eravamo molto sensibili, i nostri dolori si tiravano sempre, lui mi confessava tutto e ha sofferto tanto. Cioè lui ha sofferto in una maniera, perché eravamo 8 fratelli poi, quel tempo mia mamma ha comprato altri 5. E niente, questo dolore che aveva tanto mia mamma, tanto lui. Allora mia mamma diceva che il bambino voleva più bene alla nonna e lui diceva che la mamma non voleva bene a lui, voleva bene agli altri fratelli ma non a lui. Insomma è venuto su sempre mingherlino, sensibile, ha sofferto molto. Queste cose qua anche adesso in ultima, che stava per morire, che aveva tanto dolore, aveva sempre quel rancore della mamma. Però lui era piccolo, non poteva capire per quale motivo la mamma è andata via. Anche se poi diventando grande, le difficoltà della famiglia, perché era il nonno che comandava in casa, non era il mio papà. Mio papà era sempre presente a casa, però più che si andava all'ospedale perché stava sempre male. Insieme di tutti i lavori mi vengono la bambina, i ciechi erano sempre attaccati alle mie cotole, specialmente Tinolella qua, cara bella questa. Una volta era piccola, siccome che c'erano i bombardamenti, allora con la parona e i ciechi si andati e la mamma della parona fuori in paese. E aveva fatto il caffè, poi messo in una cosa, messo in un armadio. E sta cieca la guarda me lo ribalta. E allora sua mamma che gridava, perché l'hai fatto? Perché tu non fa te, tatina? Perché tanto che la mi domandava qualcosa, non che gli rispondeva cosa, e poi dice, 2 non fanno 3, e così la mi ha risposto anche a me. Era cari i miei ciechi. Quando mia mamma mandava i soldi al mio nonno, perché mandava i soldi al mio nonno, al mio papà gli mandava qualche cosa, a parte che non vedesse il nonno, per prendersi le sigarette. Una domenica siamo andati al cinema ed era un bel film, ho voluto guardarlo 2 volte. Siamo arrivati a casa tardi, le si è passate, tutte e 2 sulla porta. Siamo state andate. E allora quando ho visto questo film, mi sono messa a ridere, buonanotte. Giambeppe, sia una baglia da fare le feltre, che dopo che la finì a tarlo le sta a casa, però la tornò a toccare a chiamarla da nuovo perché era sempre di Rio Piandar, che voleva la sua bamba, la sua bambina, sì, la sua baglia, insomma. Per i ciechi. I soldi, quei sacrifici che ha fatto la mia mamma.
Il mio nonno è andato in soffitta a prendere i soldi che stava sotto il pavimento di legno, si figuri come erano le soffitte una volta, ha preso i soldi, tutti fiorini, si dice noi altri, tutti mangiati dai topi. Ecco il sacrificio della mia mamma a perdere l'affetto del suo figlio e il piccolo della mamma, però questo dolore ha sofferto tutti e due. Parlo di mia nonna che è andata a Baglia. E dunque mia nonna si chiamava Bolzan Nicoletta ed era nata a Belluno. Allora lei era nata nel 1889 e aveva sposato mio nonno che si chiamava Emil Geremia, che era nato nel 1887. Poi nel 1909 si sposa e sposa un contadino, come maggior parte, che qua nel bellunese era tutto prevalentemente zone agricole. Allora c'era di moda la povertà, erano costrette al primo figlio, il secondo, tutti andare a Baglie. Andavano in varie città. Mia nonna ha avuto il primo figlio nel 1910, che si chiamava Pietro. Allora subito mio nonno e anche il padrone di casa erano mezzadri, che subito doveva andare a Baglia. Lei andavano a Milano, andavano a Genova, lei è andata a Padova in casa di un medico. Io ho saputo dalla lettura di lettere lasciate dalla mia mamma di essere stata lasciata da lei a circa 3 mesi e mezzo, perché lei è stata costretta ad andare in un ospedale in Svizzera, precisamente a San Gallo, per fare la baglia da latte, cosa che in quegli anni era molto usuale perché lavoro non ce n'era e soprattutto in Svizzera pagavano molto meglio che in Italia, per cui potevano permettersi di pagare i debiti accumulati e anche di pensare a un futuro per la piccola famiglia, perché a quel tempo erano in 3. Questa famiglia poi le è risultata utile anche in seguito, perché quando lei è tornata da Baglia, in conseguenza che i bambini non avevano mangiato il latte della mamma, erano trascurati, li trovava malati, allora lei, il secondo figlio del 1914, che era mio padre, è arrivata, lo ha trovato proprio in condizioni pietose e aveva la congiuntivite. Allora lei, che stava a Bolzano Bellunese, ma un po' sopra, un posto che si chiama I Pascoli, ha preso questo bambino sulla schiena perché non c'erano automobili, non avevano neanche la bicicletta, e se l'è portato in stazione e poi l'ha portato a Padova da questa famiglia dove lei era andata a Baglia, e là l'hanno consigliata, portata in ospedale e l'hanno curato. Lei è partita il 20 agosto del 1951, la prima lettera che ho trovato è datata 21 agosto, in cui dice ho una bella cameretta, però il mio pensiero è sempre rivolto a voi, perché non ce la faceva a sostenere questo peso, insomma. Nel 1912 mia nonna ha avuto 2 gemelle, le ha subito andata a Baglia, e queste gemelle essendo gemelle erano molto piccole e là in famiglia erano in 10-12 donne. Queste cognate l'hanno nutrite col latte di capra, e mi raccontava mia nonna, no, che la capra, quando le bambine uscivano per il cortile, la capra le correva dietro sempre a loro. Si era come affezionata. Un altro dei discorsi su cui puntava erano i soldi che doveva mandare in casa, pochi soldi che teneva per lei e di cui si faceva anche un problema, però insomma qualcosa si doveva tenere, e segnava a tutti sempre questi soldi. Un altro particolare è che
un po' con l'allattamento probabilmente le cure dei denti un po' sono fragili, con l'allattamento si diventano più fragili, un po' perché una volta non si curavano, aveva perso 2 denti davanti e ci ha filato sopra tanto a questi 2 denti davanti perché le pesavano, però ci volevano tanti soldi e quindi ha detto faccio a meno di guardarmi allo specchio e ci penserò quando tornerò in Italia se costano meno. In conclusione, quando mia nonna è tornata, ha trovato che la bambina, una gemella, era al cimitero. Allora non erano telefoni, non scrivevano, così. E poi anche nel 1904, perché avevano ogni anno 2, un figlio, sempre perché avevano questo guadagno, no? E ci tenevano, perché non avevano centesimi, soldi, non ne vedevano. Allora nel 1914 nasce mio padre, Alessandro. Anche lui era mingherlino e lei parte, va alla Baglia e questo piccolo invece di andare avanti andava sempre indietro, denutrito e così non era. E l'hanno dato addirittura giù nel paese a una famiglia poverissima, ancora peggio, ma loro in campagna avevano anche di tutto, ma siccome avevano tanto lavoro, così non erano che... Insomma, questa mia nonna, dopo un altro figlio nel 15, e quando è tornata, lei aveva questi bambini, non erano contente queste baglie che andavano via, come dice nel libro Le Bazzole, erano costrette, spinte così, forse partivano, trovavano una vita più migliore, più agiata, però nel cuore cosa avevano? Bisogna trattare questo argomento con sentimento e con pietà anche. Allora, così, e dopo loro tornavano, queste baglie, quando tornavano, avevano una bella carnagione bianca, perché erano state non fuori nei prati a lavorare, erano anche giovani, erano belle. Allora appena arrivavano la domenica si vestivano queste cotolone lunghe, avevano diverse collane, non so come se era usanza così, 3-4 giri fini di oro. Poi avevano una fila di coralli, ma importante era che quando erano fidanzate, mi sembra di aver capito, il fidanzato gli regalava i spiloni, mentre intorno... Allora c'erano dei tondi così d'argento e qua c'erano 2 come margherite attaccate qua. Allora sta domenica questa bella baglia che tornava con carnagione bianca, giovane, si vestiva e a braccetto del marito andava a messa. E tutti la guardavano, tutti le guardavano. Parlo di mia nonna, ma era tutto così. No, per quello mi vuole bene tutti in che sono stata. Tanto è vero che mi hanno mandato anche il regalo come sono sposata, anche se ben che era tanti anni che era via. Guardate all'estero, non abbiate paura, la creatività vi porterà molto lontano. La prima cosa che io sono qua, che mi sento molto bene, è che sono in pace. La mia esperienza è stata naturalmente positiva, se no non ci rimanevo 40 anni.